Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora non so voi, ma io francamente non vedo l'ora che la campagna referendaria finisca, ma non per altro, perché all'inizio per un po' è stato divertente vedere la crisi di nervi più che il dibattito che attecchiva nel fronte del no, assistere scusate, al crescendo di fake news, gaffe, tesi dadaiste, ricordiamo l'insuperato Nicola Gratteri, che ha detto che voteranno sì imputati, indagati, massoni deviati. Ricordiamo la perenne accusa di fascismo mossa dal fronte del no, l'evocazione del fatto che avrebbero votato sì camorristi, amici dei camorristi, poi in queste ore scopriamo che voterà sì Catello Maresca, il magistrato che ha arrestato Zagaria, il capo del clan dei Casalesi, il Rina della Camorra. Tra l'altro mandiamo un abbraccio a Catello Maresca, un esempio di grande libero magistrato che ha fatto non il suo dovere, più del suo dovere, e che non si è mai iscritto a nessuna corrente. Ma diciamo che si è arrivati a un livello dove non esiste più neanche il comico, esiste solo la tristezza. Cioè di fronte all'ultima che apprendiamo del fronte del no non riusciamo neanche a essere divertiti, anzi si impossessa di noi un senso di noia per la ormai prevedibilità, per la costanza con cui non stanno nel merito e per la scarsa fantasia con cui pescano dall'armamentario del luogo comunismo woke. Di cosa stiamo parlando? Dell'appello femminista per votare no, perché votare no è un atto di femminismo, appello firmato da oltre 1700 donne, presentato in Senato su iniziativa della senatrice PD Valeria Valente, firmato da professioniste del mondo della giustizia, militanti politiche dei vari partiti e partitelli del campo largo, e ovviamente un nutrito drappello di VIP del femminismo chic, Francesca Archibugi, Francesca Comencini, Marisa Laurito, che ha dedicato, immaginiamo, anni all'approfondimento del diritto costituzionale, Dacia Maraini, la filosofa prezzemolina e politicamente corretto Michela Marzano, Fiorella Mannoia. Vuoi non avere Fiorella Mannoia? Vuoi che non sia chiaro l'indispensabile parere di Fiorella Mannoia sulla riforma della giustizia? Insomma, queste sono alcune delle firmatarie dell'appello femminista per il no. E per fortuna mancano pochi giorni, perché chissà cosa sarebbero stati in grado di inventarsi. In ogni caso gli argomenti sono i seguenti, spiegati soprattutto dalla senatrice Valente, che ha presentato l'iniziativa, e vertono sostanzialmente su un tema, ma non so neanche se definirlo tema. Io sono veramente in difficoltà. È quel classico caso in cui la notizia supera il commento, e quindi vi vado a leggere. Dice la senatrice Dem: una riforma che non si pone il senso del limite e vive con fastidio i limiti che la Carta Costituzionale ha posto, deve incontrare per forza il parere contrario delle femministe, che sostengono che quando si tratta di poteri è meglio condividerli. Sembra una sorta di supercazzola da un film di Nanni Moretti sulle sedute di autocoscienza collettive degli anni 70. Quando poi prova a sintetizzare, dice: il femminismo si è sempre caratterizzato per una scelta fondamentale, il senso del limite. Senza questo limite non c'è spazio né per la relazione né per il confronto, e quindi neanche per la democrazia. Guardando questa riforma emerge il tentativo di un potere di affermarsi come unico, sottraendosi ai contrappesi. Tra l'altro questi sono dei perfetti argomenti, volendo per mezzo secondo prenderle sul serio, per votare sì, perché c'è evidentemente un potere che nell'impalcatura costituzionale nasce come ordine giudiziario, che ha perso ogni senso del limite in questo paese. A essere rigorosi, non da ieri, non dall'altro ieri, dal 1992,
quando un pezzo di magistratura decise che il suo compito era non solo politico, ma addirittura rivoluzionario, quello di abbattere un sistema, non di perseguire dei singoli reati. Un ordine andato fuori controllo che non ha più nessun senso del limite nel defragare del sistema delle correnti, che in modo, l'ha raccontato uno dei dominus di questo sistema, Luca Palamara, in modo ormai smarcato, fa e disfa nomine, innalza o inabissa carriere, gestisce reti di potere senza più alcun limite o freno, tanto che i magistrati che non sono nel sistema delle correnti o sono degli eroi oggettivi come Maresca o finiscono a fare le fotocopie. Un ordine che si reputa intoccabile, che si dà le valutazioni promuovendosi col massimo, diciamo, dei voti professionali per il 99% dei casi, che quando deve esaminare da un punto di vista disciplinare i propri colleghi archivia circa il 90% delle ipotesi di procedimento subito, cioè non li fa neanche partire. Questa è la descrizione esattamente di un ordine, ci teniamo a non potere, che non ha più alcun senso del limite. E quindi sì, le femministe dovrebbero, se è questo il tema a cui tengono, votare in massa sì, ma ovviamente non è una questione di merito, è una questione di etichetta, per cui faceva comodo nel riflesso condizionato woke avere riempita anche quella casella lì, avere anche le femministe per il no. Per fortuna mancano pochi giorni e per fortuna abbiamo chiaro che è interesse di qualunque cittadino, uomo o donna, voglia vivere in una democrazia avanzata e funzionante, votare sì. Grazie a tutti, vi aspetto stasera.